Allora no. 19. Ci alziamo in piedi. Io vorrei saperti amare come Dio, che ti prende per mano, ma ti lascia anche andare. Vorrei saperti amare senza farti mai domande. Felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me. Con la forza del mare, l'eternità dei giorni, la gioia dei voli, la pace della sera, l'immensità del cielo, come ti ama Dio. Io vorrei saperti amare come ti ama Dio, che ti conosce e ti accetta come sei, tenerti tra le mani come i voli nell'azzurro, felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me. Con la forza del mare, l'eternità dei giorni, la gioia dei voli, la pace della sera, l'immensità del cielo, come ti ama Dio. Con la forza del mare, l'eternità dei giorni, la gioia dei voli, la pace della sera, l'immensità del cielo, come ti ama Dio, come ti ama Dio. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E benvenuti, buona domenica a tutti. Oggi è la festa del Corpus Domini. Il corpo e il sangue del Signore Gesù, che è un po' anche lo scopo e il senso del nostro ritrovarci attorno a Gesù, al suo corpo che è l'Eucaristia, per diventare noi il corpo di Gesù, la Chiesa. Noi siamo quel corpo vivo di Gesù fatto delle nostre membra, del nostro lavoro, del nostro amore. Noi oggi incontriamo Gesù e diventiamo Gesù. Una cosa grande, una cosa che supera le nostre capacità anche di comprendere a volte. Ma noi vogliamo vivere questo anche ritrovandoci insieme, diverse parrocchie, diverse comunità, come segno di comunione, tutti cristiani, tutti uniti dalla stessa fede, tutti che abbiamo bisogno di sentirci uno, attorno a Gesù e all'Eucaristia che è il suo corpo. Vogliamo ringraziare Dio e all'inizio di questa celebrazione anche chiedergli perdono di tutte le volte che il peccato ci ha allontanato un po' da Dio e ci ha allontanato un po' anche tra di noi. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi.
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucarestia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: Loda il Signore Gerusalemme. Loda il Signore Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Loda il Signore Gerusalemme. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiori di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Loda il Signore Gerusalemme. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Loda il Signore Gerusalemme. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione col sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione col corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia.
del Signore è un fuoco nel cuore. Shalom, Alleluia, 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 Shalom, Shalom, Alleluia, Shalom, Alleluia, Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Ieri era la festa di Sant'Antonio e sappiamo che la statua, l'immagine di Sant'Antonio con l'elicottero l'hanno portata anche sopra la nostra testa, è passata anche qui come segno di benedizione per tutti i nostri paesi, per tutte le nostre famiglie. E l'esempio, l'intercessione, la preghiera dei santi è qualcosa di grande. In occasione della festa di Sant'Antonio, il nostro vescovo Claudio ha mandato anche un messaggio che penso che sia significativo anche per noi, importante, perché faceva una riflessione il vescovo. Dice: tutto questo periodo di isolamento, di coronavirus, di restare in casa, di uscire con la mascherina, che cosa ci insegna, che cosa ci dice, che cosa dice di noi come persone, anche della nostra fede. Il vescovo diceva: mi sembra che la parola d'ordine, quello che può essere più significativo, è la parola fragilità. Cioè abbiamo imparato in questi mesi di isolamento che siamo anche fragili. Perché? Perché forse prima ci illudevamo di poter spaccare il mondo, di poter arrivare dappertutto, di essere sempre all'altezza della situazione, di saper sempre affrontare con la nostra forza, con la nostra organizzazione, di saper affrontare tutte le cose. Ormai siamo nel 2000, anche passato ormai le scoperte della civiltà, e invece questa situazione ci sta facendo rendere conto che non siamo onnipotenti, che non siamo capaci di arrivare dappertutto, che c'è sempre qualche cosa che ci sfugge, che non riusciamo a dominare del tutto.
Il Signore, anche il suo Vangelo, ci ricorda che noi siamo delle creature. Noi saremo simili a Dio, siamo incamminati per diventarlo. Quanto più partecipiamo anche all'Eucarestia, ci nutriamo dell'Eucarestia, diventiamo sempre di più come Gesù. Però non siamo ancora onnipotenti. Nello stesso tempo, però, il Signore ci ricorda che ci ha donato lo Spirito Santo. È il suo Spirito che grida dentro di noi, che è Lui la nostra potenza, la nostra forza, la capacità di superare le difficoltà. Il Signore non ci abbandona in balia della morte. Non siamo perduti per sempre. Il Signore ci tiene a noi e il modo di tenerci a noi è quello di farsi vicino a ciascuno di noi, personalmente, nell'Eucarestia, ma anche come comunità di cristiani, perché noi come comunità siamo vicini gli uni agli altri, ci sosteniamo gli uni agli altri, anche se per il momento non possiamo fare un vero e proprio abbraccio come si deve, però un sostegno, un incoraggiamento, un sentire di camminare insieme, quello sì che è importante. Allora, da questo periodo di fragilità emergeranno anche le nostre ferite, anche il vuoto di chi ci ha lasciato e magari non abbiamo potuto salutare per bene, diverse persone che ho accompagnato anche io direttamente al cimitero senza poter fare un saluto veramente cristiano e umano e solidale. E questo è un vuoto dentro di noi, una sofferenza. Ma poi ci sono anche altre fragilità di chi vede in pericolo il proprio lavoro e la propria situazione all'interno della famiglia. E allora il Signore oggi ci viene vicino e ci ricorda le cose importanti, essenziali, che sono quelle che dicevo un po' prima. Senza il Signore non andiamo da nessuna parte, ma con riferimento continuo a Dio e con il sostegno che possiamo darci all'interno della comunità, allora sì. I primi cristiani all'inizio della storia della Chiesa dicevano: senza domenica non possiamo vivere, perché era talmente importante, talmente significativo il giorno di festa, il giorno per il Signore, il giorno del riposo che dà senso anche a tutti gli altri giorni. E nel tempo del coronavirus come noi possiamo vivere questo? Beh, intanto anche per noi, anche se non sempre abbiamo potuto partecipare di persona alla messa, anche perché la domenica non è soltanto la messa. La domenica è un giorno in cui ricordarti di Dio, in cui dare importanza alle cose che negli altri giorni di solito vengono un po' messe da parte. E a volte sono le relazioni tra di noi, a volte sono i gesti di carità, a volte è proprio il tempo della preghiera. Anche per noi è vero. Santificare le feste, tenere importante la domenica, anche con la messa, ma anche con il tempo da dedicare a noi stessi e a chi ci sta accanto, al dialogo con la tua famiglia, con i tuoi vicini e con il Signore che ti ha donato la vita. Questo punto di ricarica ne abbiamo assolutamente bisogno. E il dono dell'Eucarestia che il Signore ci dà è il completamento, è il culmine di questa nostra ricevere forza, ricevere sostegno. Il modo più grande che ha il Signore Gesù per dirci: ti sono vicino, non soltanto sono accanto a te,
ma divento parte di te, divento il corpo che è tuo nutrimento, divento te, divento il tuo respiro, divento il tuo amore, divento la tua carne. Così Gesù ci è vicino, molto più intimamente di quanto possiamo immaginare. È una cosa grandiosa l'Eucaristia. Noi oggi ringraziamo il Signore e gli chiediamo che tutto questo possa sempre essere vero. Per noi, per le nostre famiglie, per le persone a cui ci teniamo, che possiamo davvero essere la comunità del Signore Gesù, la comunità di Gesù risorto, di Gesù che si dona del tutto fino in fondo agli altri per renderci una cosa sola. Ecco, è il desiderio più grande di Gesù, che noi siamo una cosa sola, che mettiamo da parte una volta per tutte tutti i motivi di tensione. Ci possono essere anche diverse mentalità, diversi modi di pensare, diverse sensibilità, però se ci ricordiamo che siamo una cosa sola, che facciamo parte tutti della stessa famiglia, allora insieme andiamo avanti con serenità. Ringraziamo il Signore che anche quest'oggi si dona a noi perché noi possiamo essere così una cosa sola. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo, incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita. Procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Rivolgiamo con fiducia a Dio Padre le intenzioni della nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, tu ci raduni in questa celebrazione per donarci te stesso, pane vivo che ci sostiene nel cammino. Dona a noi e a tutto il popolo cristiano di riconoscerti e accoglierti con amore e fedeltà. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, rinnovaci nella fede e nell'impegno di una vita fraterna. Sostieni tutti coloro che sono impediti o ostacolati nel lavoro e nelle attività dell'estate. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, ti ringraziamo per il ministero dei sacerdoti che edificano il popolo cristiano nell'Eucaristia. Rendeli santi e donaci nuove vocazioni sacerdotali e religiose. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, donaci di accogliere la testimonianza dei fratelli di fede perseguitati, che tu sostieni con il cibo dell'Eucaristia. Ti affidiamo ai cristiani che non possono partecipare alla celebrazione eucaristica. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accogli, o Padre, le preghiere che con fiducia ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ci alziamo in piedi. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, per Cristo nostro Signore, sacerdote vero ed eterno. Egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli, Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, ed in particolare di Mattiazzo Bruno, Assunta, Umbertina, Martin Maurizia, Belluco Odilla, Ongro Massimo e Luigina, Bruno, Emma, Luciano, Laura e familiari, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe il suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
da questa parte distribuiremo la comunione per i celiaci. Signore, tu mi scruti e conosci, sai quando secco e quando mi alzo, riesci a vedere i miei pensieri, sai quando io cammino e quando riposo, mi sono note tutte le mie vie, la mia parola non è ancora sulla lingua. E tu, Signore, già la conosci tutta, sai tu che mi hai creato e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Tu mi hai fatto come un prodigio, le tue opere sono stupende, per questo ti lodo. Di fronte alle spalle tu mi circondi, poni su me la tua mano, la tua saggezza stupenda per me è troppo alta ed io non la comprendo, che sia in cielo agli inferi ci sei, non si può mai fuggire dalla tua presenza. Ovunque la tua mano guiderà la mia, sai tu che mi hai creato e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Tu mi hai fatto come un prodigio, le tue opere sono stupende, per questo ti lodo. E nel segreto tu mi hai formato, mi hai intessuto dalla terra, e anche le ossa che erano nascoste ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi, i miei giorni erano fissati quando ancora non ne esisteva uno, e tutto quanto era scritto nel tuo libro, sai tu che mi hai creato e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Tu mi hai fatto come un prodigio, le tue opere sono stupende, per questo ti lodo. Sei tu che mi hai creato e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Tu mi hai fatto come un prodigio, le tue opere sono stupende, per questo ti lodo.
che si compia in me la tua volontà. Eccomi, Signor, vengo a te, mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò. Se tu lo vuoi, Signore, manda a me e il tuo nome annuncerò. Come tu mi vuoi, io starò. Dove tu mi vuoi, io andrò. Questa vita io voglio donarla a te, per dar gloria al tuo nome, mio Re. Come tu mi vuoi, io sarò. Dove tu mi vuoi, io andrò. Se mi guida il tuo amore, paura non ho. Per sempre io sarò come tu mi vuoi. Eccomi, Signor, vengo a te, mio Re, che si compia in me la tua volontà. Eccomi, Signor, vengo a te, mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò. Tra le tue mani mai più vacillerò, e strumento tuo sarò. Come tu mi vuoi, io sarò. Dove tu mi vuoi, io andrò. Questa vita io voglio donarla a te, per dar gloria al tuo nome, mio Re. Come tu mi vuoi, io sarò. Dove tu mi vuoi, io andrò. Se mi guida il tuo amore, paura non ho. Per sempre io sarò come tu mi vuoi. Come tu mi vuoi, Io sarò come tu mi vuoi, io sarò come tu mi vuoi, sarò. come tu mi vuoi. Preghiamo. Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno, che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E anche questa domenica abbiamo celebrato insieme come unità pastorale. Domenica prossima ci troveremo nella comunità di Taglie, sempre alle 18:30, e la domenica successiva a Migliadino San Vitale, sempre alle 18:30. E poi riprenderemo con una Eucaristia per ogni parrocchia all'interno delle nostre chiese. Penso che anche questo segno così particolare continui ad essere molto importante per riunirci insieme come comunità cristiane che si ritrovano attorno all'Eucaristia, il fonte, il culmine del nostro stare insieme. E
Così mi permetto di ricordare quei nomi di quei ragazzi, di quei bambini che in questi giorni battezzeremo nella comunità di Saletto. Poi nelle settimane successive speriamo possano esserci altri battesimi in tutte le altre comunità, ma che lo sia bello ricordarli come segno di vita che continua. Stamattina alle 11 abbiamo battezzato Edoardo Schiavo, venerdì prossimo alle 19:15 battezzeremo Mia Danese e domenica prossima alle 11 battezzeremo Samson Bovo Nicole Frida e il pomeriggio alle 17 Zuccato Flora, sempre in chiesa a Saletto. Ricordiamo queste famiglie, ricordiamo tutte quelle famiglie che hanno la vita ad accompagnare a crescere. Abbiamo messo anche così come momento di attività che ci aiuta a sostenerci come comunità. La raccolta del ferro vecchio sarà sabato 4 luglio. Se qualcuno vuole darci una mano nelle parrocchie di Borgo Veneto faremo questa raccolta, ma abbiamo bisogno proprio di mani forti per poterla realizzare. Sapete che ogni anno questo ci aiuta a sostenere le attività, in modo particolare dei campi estivi, dei giovani, dei ragazzi. Credo che sia davvero bello darci una mano anche in questo senso qui. E vi auguriamo ancora una buona domenica e una buona settimana. Ad ogni preghiera diciamo Amen. Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni e vi conceda i doni della sua grazia. Vi liberi sempre da ogni pericolo e vi confermi nel suo amore e i vostri cuori. Vi colmi di fede, speranza e carità, perché sia ricca di opere buone la vostra vita e possiate giungere alla gioia della vita eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome e con la forza del Signore andate in pace. E non dimentichiamo di salutare anche quelle persone che ci stanno vedendo, ascoltando attraverso i mezzi di comunicazione, la pagina Facebook e YouTube, non nella TV, ma in questi mezzi stasera e anche domenica prossima ci ascoltano, ci seguono e pregano con noi. E un grazie alle persone che anche oggi ci hanno permesso di celebrare questa Eucaristia, le forze dell'ordine, la protezione civile, i giovani che ci hanno dato una mano nel coro, nella preparazione delle sedie, nella preparazione dell'audio, del video. Grazie, perché non è così scontato. Cantiamo insieme.